Clientelismo e favoritismo insieme, credersi sicuri perché protetti da un amico o da un gruppo di persone che contano ed essere in grado di calpestare impunemente la legge. In questa cornice rientra anche l'evasione fiscale organizzata e protetta, e là è stato arrestato anche un generale della finanza, non è cosa di poco conto. Cosa che è avvenuta spesso in Veneto, perché c'è stato un colonnello alcuni anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, con lo scandalo dei petroli ci fu la decapitazione dei vertici della Guardia di Finanza, decapitazione attuata da parte delle mele sane del corpo. Allora, un altro elemento di questo liquido di cultura è la corruzione. Paolo Borsellino, al mio fianco nel maggio del 90, alla domanda di una ragazza di cosa dobbiamo preoccuparci noi oggi qua al nord, rispose: dovete preoccuparvi della corruzione, perché la corruzione è l'anticamera della mafia. Infatti, se c'è un imprenditore che intende riciclare, investire o ottenere appalti al nord, non può che rivolgersi a un politico o a un amministratore corrotto, perché sa che queste persone hanno manifestato chiaramente una certa inclinazione. Quindi è un fenomeno molto pericoloso. Tra l'altro, fra i pubblici ministeri che hanno curato l'inchiesta c'è la dottoressa Paola Tonini, che è stata per tanto tempo alla direzione distrettuale antimafia, e questo fa sperare bene, perché se dovessero emergere degli elementi di comportamenti mafiosi oppure di legami con organizzazioni di tipo mafiosi, la Tonini saprà fare molto bene il proprio lavoro. D'altra parte non bisogna dimenticare che Galan, quando si è sposato per la seconda volta e ha fatto la festa nella villa pagata parzialmente da quei signori, ha scelto come compare di nozze Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Quindi è compare di un concorrente esterno della mafia siciliana.